Ben ritrovati a Veneto Economia, rubrica di Veneto in diretta. Oggi ospitiamo il presidente regionale della CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato, Moreno De Col. Benvenuto. Grazie. Presidente, la sua organizzazione rappresenta in Veneto circa 20.000 soci. L'Italia e il Veneto hanno un modello imprenditoriale che è basato sulla piccola e media impresa. Nel vostro caso avete proprio una rappresentanza soprattutto anche di microimprese. Sì, è la caratteristica del sistema produttivo regionale del Veneto che è diffuso, diciamo, in tantissime piccole imprese. Sappiamo che la definizione di microimpresa è da 1 a 9 dipendenti, di media invece i numeri superiori. Le imprese che rappresentiamo per la gran parte si collocano appunto in quell'ambito del dipendente singolo o anche imprese più strutturate con un maggior numero di collaboratori. Ecco, quali sono i settori produttivi che rappresentate maggiormente? Diciamo che copriamo un po' tutto quello che è la produzione e i servizi. In particolare possiamo definire importante il settore della filiera dell'edilizia, quindi edilizia e impianti, la produzione, quindi parliamo di legno e produzione di metalli, parliamo poi dei trasporti, dove abbiamo una forte presenza. Parliamo poi dei servizi alla persona, quindi pensiamo al settore delle parrucchiere, estetiste, tanto per dire. Quindi copriamo un po' tutti i settori, anche settori di nicchia, quali quelli dell'artigianato artistico, quelli della produzione video e audiovisivi. Quindi abbiamo poi gli odontotecnici, quindi chi lavora in buona sostanza e da impresa può essere rappresentato tranquillamente all'interno della nostra organizzazione. Senta, il Nord, ma in particolare il Veneto, in passato si è spesso lamentato con la politica perché l'ha sempre accusata di agevolare la grande impresa. Le cose sono cambiate adesso? Direi proprio di no, è uno degli aspetti sui quali puntiamo di più anche a livello nazionale, ovvero la legislazione che viene introdotta, ribadisco, a livello nazionale e anche a livello europeo, o soprattutto a livello europeo in questa fase, guarda in maggior misura la grande impresa, cioè tara le disposizioni per le grandi imprese. Ovviamente certi passaggi dal punto di vista burocratico sono molto difficili per i piccoli che o lavorano o fanno carte, detta in maniera molto semplificata. Quindi noi chiediamo una maggiore attenzione al legislatore affinché le politiche, le norme, le regolamentazioni che vengono introdotte siano tarate per le piccole imprese. E poi c'è un aspetto non secondario di una mancanza di uniformità regolamentare a livello europeo. Abbiamo aziende che lavorano in altri paesi e si trovano scombussolate nella gestione della parte burocratica che è diversa da paese a paese. Ecco, mi collego proprio a questo, nel senso o lavorano o fanno carte, ha detto, quindi stiamo parlando di burocrazia. Ecco, voi a livello nazionale avete un osservatorio proprio sulla burocrazia. Quali sono le iniziative che state portando avanti? Abbiamo effettivamente un osservatorio sulla burocrazia che si ripete ormai da 7 anni e quest'anno è stato prodotto un volume, un libro veramente importante, all'interno del quale ci sono 100 proposte di semplificazione in vari settori. Quindi semplificazione burocratica. Semplificazione burocratica. All'interno di ogni singolo elemento, diciamo, c'è l'analisi della problematica, c'è la proposta di soluzione e c'è anche l'introduzione legislativa, l'innovazione legislativa da fare a livello regionale, nazionale o anche locale affinché questo problema possa essere superato. Questo consentirebbe alle imprese di avere un maggior tempo a destinare al lavoro in maniera molto più produttiva rispetto a seguire solamente parti burocratiche che spesso sono ridondanti e ripetitive e non portano a niente di utile per l'impresa stessa. Quindi semplificazione burocratica a costo zero, penso che per qualsiasi imprenditore sia quasi un sogno. Sì, dovrebbe essere un sogno anche per la pubblica amministrazione e per le istituzioni. È che purtroppo abbiamo un apparato istituzionale che non è adeguato al sistema produttivo, ovvero la struttura diciamo organizzativa della pubblica amministrazione non si è adeguata all'evoluzione dei tempi e quindi sconta un ritardo notevolissimo e una incapacità ad affrontare in maniera diretta questo tipo di problematiche.
Speriamo invece non sia così e che possa esserci qualche cambiamento. Ringraziamo il presidente regionale della CNA, Moreno Becol. La puntata di Veneto Economia si chiude qui.